Luglio 1942. Reclutamento obbligatorio di tutti gli ebrei dai 18 ai 45 anni di età per lavori stradali. Sono esentati soltanto gli ebrei italiani e spagnoli? Alla Regia Ambasciata Italiana ad Atene. Gli ebrei adunati la mattina dell'11 nella Piazza della Libertà ammontavano a circa 7.000. Fui invitato ad assistere in qualità di console italiano e ci andai per curiosità, perché era mio dovere. Capii solo successivamente che era un modo questo, per i nazisti, di vedere quanti avrebbero obbedito a queste chiamate. Durante la donata gli ebrei che sono arrivati in ritardo, quelli che per ripararsi dal sole si mettevano qualcosa in testa o portavano degli occhiali abbruniti, sono stati sottoposti a brutali maltrattamenti. Facevano fare una specie di ginnastica, che ginnastica non era! Cercavano sempre il modo di ferire brutalmente, picchiavano a sangue chi non ce la faceva e noi non capivamo perché, non eravamo abituati a questa violenza. Picchiavano per sfogarsi, per crudeltà, per fargli perdere qualsiasi punto di riferimento e costringerli ad obbedire per paura. Molti svenivano, i vecchi soprattutto, e allora loro, i nazisti, per svegliarli, gli mettevano la testa in secchi pieni di acqua. Qualcuno morì affogato. Io non sono potuto rimanere oltre. I tedeschi tutti intorno ridevano. E io mi sono vergognato, come un ladro. Come la rosa nella huerta, come la rosa nella huerta, y las flores sin ansia su manse vivo a las horas de